diciamo che tra FESR, il Fondo Sociale Europeo e le misure per l'agricoltura garantiscono insomma tutta una serie di attività, di volani per le imprese, per il settore pubblico nel suo complesso, in una fase in cui inevitabilmente le risorse nazionali e quelle regionali vanno verso una riduzione. Quindi è importante conoscerle bene e poter poi riuscire a presentare progetti seri, credibili e che si concludono nei tempi, perché il problema delle risorse comunitarie è quello di spendere nei tempi che sono dati. Adesso siamo con la programmazione 14-20, la regola è quella dell'N+3, quindi che scadono nei 3 anni successivi, quindi siamo, diciamo, la spesa è rendicontabile fino al 2023 e quindi siamo, diciamo, in una fase quasi di metà programmazione. È importante che però già in questa fase praticamente tutti i progetti siano in fase di avvio, perché poi progetti ad esempio come quelli di investimenti pubblici hanno un profilo di spesa piuttosto lungo, quindi è importante che sia tutto ben preparato e avviato, e di questo la struttura regionale, l'autorità di gestione in particolare si fa garante, insomma cerca di garantire che l'avvio dei progetti sia coerente con il termine della programmazione. I settori principali, abbiamo due grandi categorie. Abbiamo il settore delle imprese, che per la Regione Marche tradizionalmente è il settore più importante, che a sua volta dividiamo in agevolazioni per l'innovazione e agevolazioni per gli investimenti produttivi più tradizionali. E poi c'è tutto un settore che riguarda invece il pubblico, in cui le misure più rilevanti sono ad esempio quelle per le risorse sisma, parliamo di adeguamento degli edifici pubblici in termini di adeguamento sismico e efficientamento energetico, e oltre a misure di promozione per esempio del sistema Marche, promozione della cultura e promozione del turismo. Questi sono i due filoni principali: pubblico rivolto a edifici pubblici, cultura e turismo, imprese per il settore privato. Questi sono i due mondi in cui si articola essenzialmente il FESR.